Radiolina e il CUS Cagliari presentano Casa CUS. Conduce Andrea Matta. Lunedì 27 gennaio, ben trovati, questa è Casa CUS Cagliari Radiolina, benvenuti alla 16ª puntata di questo nostro programma che vi racconta come sempre quello che accade a Sa Duchessa, ma anche in Via dei Calafati, il nostro polo universitario di Monserrato, al centro sportivo Molentargius Saline a Quartu. Cos'è Casa CUS? Il programma che in una ventina di minuti circa vi racconta insomma la storia degli atleti, dei dirigenti, degli sportivi del centro universitario sportivo di Cagliari. Come sempre vi ricordiamo quelli che sono i nostri contatti, CUS Cagliari Official, sia sulla pagina Facebook che sull'account Instagram della nostra società sportiva. Sono due i temi principali di questa puntata: parleremo di basket, parleremo di scacchi e poi andremo a raccontarvi un po' il bel weekend del CUS con le 7 vittorie delle 7 squadre delle nostre squadre impegnate nei campionati regionali e nazionali. Sono già pronte qua, non vedono l'ora insomma di entrare in diretta le nostre giocatrici di basket femminile. Andiamo con Eleonora Cassai, Chiara Laia, Alessia Poddiga. Ciao ragazze, benvenute. Ciao. Perfetto, chi hai salutato? Sì. Perfetto, ok, questa diciamo è la base. Allora, Eleonora, classe 2008, guardia e arriva dall'Astro, poi insomma hai giocato anche con le rappresentative sarde ai Giochi delle Isole e vedremo dopo un tuo video, ma ne parleremo appunto dopo. Alessia, 2005, play, che ricordiamo è un po' come se fosse il regista della squadra, per utilizzare un termine calcistico. Chiara, classe 2005, ala che gioca sotto canestro. Cosa significa ala che gioca sotto canestro? Che gioco sotto canestro e sono un'ala. Ok, questa è diciamo la risposta che potrei dare io. Tu che sei più intelligente invece, che cosa significa? Che posso giocare anche da esterna, che sono, diciamo, posso variare. Ok, mi hai convinto, perfetto. Insomma, l'età significa che due sono studenti universitarie, Chiara e Alessia, e Eleonora invece è alle superiori, ma di questo ne parleremo dopo. La prima domanda che vi faccio, perché è quella che volevate sapere già da prima, come sta andando la stagione della squadra? Parto da Eleonora. Beh, molto bene, soprattutto pensando al fatto che siamo una squadra nuova, che si evolve, che si sta evolvendo, che sta migliorando sempre di più. Già dall'inizio dell'anno che comunque abbiamo avuto le nostre difficoltà, c'è da ammettere anche questo. Stiamo sempre costruendo un gruppo forte, non solo come squadra a livello proprio di gioco, ma proprio come gruppo di persone che ci stiamo conoscendo, stiamo iniziando a relazionarci di più tra le une con le altre, quindi mi fa molto piacere far parte di questo gruppo vedendo questa prospettiva che sta vivendo. Alessia, invece ti chiedo, quella squadra di quest'anno è una squadra che arriva da, come sempre in realtà capita negli ultimi anni, da un insieme di giocatrici che possiamo diciamo definire grandi, io le chiamo così, quindi Gene Caldaro, Delia Gaiano e Sara Sayes, mi vengono in mente le prime tre, e poi tante giovani esattamente come voi. Com'è il rapporto tra queste due insomma tipologie, ecco, di giocatrici? Allora, sicuramente dal punto di vista del campo loro hanno molta più esperienza, quindi ci danno molti consigli sotto quel punto di vista, anche perché hanno avuto esperienze in Serie A. E dal punto di vista invece fuori dal campo lo stesso, mi trovo molto bene con Sara, Eugenia, Delia, e anche dal punto di vista diciamo di amicizia, nel senso che a volte è capitato anche di trovarle fuori dal campo al CUS, quando ci sono le serate universitarie, e mi sono trovata bene sin dall'inizio. Chiara, ti faccio la domanda che ho fatto poco fa ad Alessia. Come ti stai trovando insomma con le varie parti della squadra? Allora, io mi sto trovando molto bene, concordo col fatto che loro hanno molta più esperienza, quindi abbiamo tanto da imparare, ma oltre che a supportarci, loro secondo me sono anche molto comprensive, comunque ci aiutano molto. Poi io ho avuto la possibilità anche di frequentarle, conoscere al di fuori del campo, quindi anche al di fuori magari del CUS, e mi trovo davvero bene con loro. Questo mi ha anche aiutato, cioè conoscerle al di fuori del campo mi ha aiutato anche poi in campo, perché c'è più intesa, comunque ci capiamo di più. E quindi insomma un bel clima si respira nella squadra. Arrivate da una vittoria importante, quella di ieri contro San Salvatore Salarius, che vi mette secondo così la classifica dice al secondo posto dietro il Basket Antonianum, che sta facendo molto bene quest'anno. Come è andata la partita, cara Eleonora? Raccontacela, non quarto per quarto, in generale come è andata.
No, è andata bene, siamo partite bene sin da subito, con un parziale con molto distacco, mi pare 15 punti subito. E da lì poi abbiamo preso un po' le sorti della partita, diciamo. Poi vabbè, come spesso accade, nel terzo quarto abbiamo un po' perso il ritmo, ma comunque siamo riusciti a mantenere il vantaggio che avevamo preso in partenza e comunque è andata abbastanza bene. Abbiamo detto poco fa insomma che Chiara e Alessia sono due studentesse universitarie, Chiara economia, Alessia medicina, giusto? Sì. La divisione Sì. è corretta. Quindi vi chiedo un po' come riuscite a mettere insieme la parte diciamo sportiva e la parte universitaria. Chiara. Allora, per me obiettivamente è semplice perché io comunque l'università la frequento la mattina, finisco a mezzogiorno, quindi allenandoci poi alle 6:30 io ho tutto il tempo per studiare, quindi mi viene abbastanza semplice. E poi il basket comunque è anche uno sfogo, cioè magari io passo tutta la giornata sotto i libri a studiare e poi andare all'allenamento è come una liberazione, diciamo, mi aiuta davvero tanto, quindi mi viene facile, non ho problemi. Alessia? Per me diciamo che è un po' più complicato questo perché soprattutto questo mese finisco le lezioni anche di pomeriggio e quindi alcuni giorni capita che magari devo saltare una parte di allenamento e quindi fare dalla cittadella fino al CUS in macchina veloce per poter fare quell'ora che mi permette di allenarmi, però diciamo che gli scorsi mesi, anche quelli futuri, penso di farli più tranquillamente, diciamo. Diciamo questo è il tempo degli esami, per cui esatto. ecco ci sta. Eleonora invece è ancora alle scuole superiori, quarta superiore, Sì. Dicevi che scuola? Scientifico, Scientifico, Michelangelo. ok. Per te forse è un filo più complicato organizzarsi tra il mondo sportivo e il mondo scolastico, anche perché tu giochi in 3 squadre, under 17, under 19 e prima squadra. Quindi Sì. sei praticamente hai una tenda al CUS, se ti Esatto. vediamo lì, ok. Sì, è complicato anche perché spesso i professori non prendono in considerazione il fatto che il tempo sia molto limitato rispetto a, diciamo, una persona che non fa sport o comunque non con questa intensità, diciamo. Quindi sta tutto nell'atleta riuscire a organizzarsi fondamentalmente e all'inizio, dico la verità, mi sembrava un peso perché comunque non veniva riconosciuto, era solo una cosa a sfavore. Mentre adesso, elaborando di più, sto capendo che mi farà solo bene in generale nella vita per capire come organizzarmi, come gestire i tempi, perché quando c'è molto tempo poi alla fine non lo sfrutti. Invece adesso con questa, diciamo, pressione di non avere tempo uso tutti i minuti che posso per fare al meglio. Anche perché come sono competitiva nello sport, sono competitiva a scuola. Si sente che sei competitiva perché sei partita a razzo appena sei entrata qua, subito quello che fa il racconto, quindi insomma è interessante. Vediamo una foto rapidissimamente con, ovviamente chi ci segue sui nostri canali social sul 99, questa è la squadra della Regione Sardegna che ha partecipato ai Giochi delle Isole, secondo posto nel 2024, primo posto nel 2023 e diciamo una sorta di giochi studenteschi allargati appunto alle isole, perché l'anno scorso se non sbaglio si è fatto in Corsica. Che tipo di esperienza hai vissuto e cosa ti ricordi di quella giornata? Allora, è stata un'esperienza molto particolare perché si vedevano persone di tutte le nazionalità, con tutti i modi, comunque finché te lo raccontano sembra che sia comunque una cosa normale, come se andassi a fare un torneo qualsiasi. Invece vivendola mi sono confrontata con anche persone di diverse parti del mondo, molto distanti anche da noi, e poi anche il confrontarsi con giocatrici sempre sarde che hanno vissuto un'esperienza sportiva completamente diversa dalla mia in così poco tempo, perché alla fine non ci siamo mai allenate prima dei giochi effettivi, ci siamo conosciute proprio in campo. È stata sicuramente un'esperienza formativa e anche vederlo in 2 anni diversi con le evoluzioni di ognuna delle giocatrici che hanno partecipato è stato molto interessante, un'esperienza che veramente mi ha aiutato in generale nella mia carriera. Chiara, invece internet racconta che tu sei stata la prima italiana in 30 anni ad essere stata convocata tra le migliori giocatrici della High School League nello stato di New York. Confermi? Esatto, sì. Di che si tratta? Che ci facevi a New York? Allora, io ho Sei studiato, scappata da qualche parte? No? No. Ok. Io ho studiato in America per 1 anno, ho fatto il 4º anno di superiori, appunto era a New York e ovviamente il mio intento era quello di giocare a basket perché in America si sa, lo sport in generale è molto famoso, molto conosciuto e il basket ancora di più.
Quindi è successo che io frequentavo questa, non è una società, diciamo, si chiama Travel Team, c'è una squadra con cui si fanno dei tornei, si viaggia in giro per New York. E a un torneo un allenatore mi ha contattato, mi ha detto che mi ha mandato un'email, poi una lettera, e mi hanno detto che le avrebbe fatto piacere se io avessi partecipato a questa, diciamo che era tra le migliori di New York, e io sono stata la prima italiana. E quindi E insomma quindi è stata una grande esperienza. Ho conosciuto persone di tutto il mondo, perché c'erano un sacco di persone anche non solo americane. È stato veramente bello. E l'esperienza che ti ha lasciato, cioè cosa ti sei portata in Sardegna, oltre alla maglia immagino? Sicuramente mi sono portata un'esperienza, nel senso che sono cambiata tantissimo, cioè non solo dal punto di vista cestistico, in tutto. È difficile entrare in una squadra dall'altra parte del mondo dove non conosci nessuno e subito trovarti bene. Io invece l'ho vissuta davvero bene, non come un peso. Ho preso tante cose positive da qualsiasi giocatrice, da qualsiasi allenatore e da questa esperienza in primis. E la rifarei 100 volte. Chiedo ad Alessia, invece siamo arrivati alla fine di questa prima parte del nostro programma, riuscite ovviamente, poi lo chiederò anche alle altre, il mondo CUS oltre la vostra squadra, quindi andate a vedere le altre partite, state a casa CUS, quella vera, non questa qui su Radiolina, vivete un po' l'atmosfera CUS? Cioè, per le altre partite diciamo che mi è capitato meno andare a vederle, anche per la questione università e studio. Certo. Però mi è capitato appunto magari andare alle serate del giovedì, quelle universitarie che fanno al CUS, e stare con quelli della squadra, ma anche diciamo conoscere altre persone che non c'entrano col CUS o che giocano al CUS. Chiara? Io sì, oltre alle serate universitarie mi capita spesso anche di fermarmi al bar con Eugenia, Delia, Sara, anche Virginia. E poi ci sono anche altri ragazzi e ragazze di altre squadre, quindi diciamo che è molto accogliente come ambiente, è molto bello. Eleonora? Io l'ho vissuta un po' meno, Ok. perché diciamo che di universitario in questo momento Beh, della questo mia vita ovviamente un po'. no, però insomma... No, però comunque in generale vedere il via vai della gente è proprio una sorta di campus. Cioè io l'ho visto proprio dal passaggio da anche altre squadre in cui non c'era questa poligamia, diciamo, di sport. L'ho vissuta invece come un insieme di molte persone che comunque bene o male si salutano, è un bell'ambiente proprio, da questo punto di vista è proprio superiore a molte altre situazioni che ho vissuto. Ultima domanda, credo la più semplice di che vi ho fatto in questa intervista: cosa volete fare da grandi? Eleonora, da grandi ovviamente sì. Allora, io mi vorrei arruolare e fare il medico all'interno dell'esercito. Vabbè, poi vedrò, non lo so ancora. Ok, Alessia? Studiando medicina si spera di fare il medico. Ok. Io vorrei fare marketing. Ok, perfetto. Sono insomma 3 vite interessanti quelle che abbiamo appena raccontato qui a Casa CUS. Grazie a Eleonora Cassai, grazie a Alessia Podichi, grazie a Chiara Lai per essere state con noi. Noi intanto andiamo a raccontarvi un po' quelle che sono state quello che è stato il fine settimana sportivo a Sa Duchessa. Partiamo dal volley con le 3 vittorie nette della A3 maschile contro il volley Ancona, della C femminile contro lo Sporting Club Sublanu e della maschile contro l'appunto Sassari Volley. Doppia vittoria anche per il calcio a 5 in 16-1. La squadra maschile ha vinto per 1-5 sul campo dell'Epi Fitness Center grazie alla tripletta di Cavizza e alla doppietta di Orgiano, mentre nella serie di femminile è successo esterno ad Aosta per 0-2 con le reti Nengolan e Pineiro. Tornano al successo anche la prima squadra di calcio, che ha cambiato di promozione 2-0 contro l'Orolese con i gol di Pilodi e Serra, e abbiamo già detto appunto della vittoria delle nostre ragazze del basket sul campo del San Salvatore Selargius. Andiamo a sentire, oggi insomma inizieranno gli Open Day di yoga al CUS Cagliari, nella nostra sala fitness. Ce li racconta Margherita Zanardi. Ciao, sono Margherita, sono qui per invitarvi alle lezioni aperte che si terranno al CUS Cagliari dal 27 gennaio al 3 febbraio, il lunedì e il mercoledì alle ore 17. Le lezioni aperte sono 3, in modo da capire veramente come si svolgono e cominciare magari ad assaporare i primi frutti di questa disciplina. Saranno dei frutti a livello energetico, posturale, di concentrazione e di consapevolezza corporea. Per me lo yoga è stata la risposta a tante domande e a tante richieste del mio corpo in primis, che aveva bisogno di cura, attenzione e dedizione, e della mia mente irrequieta. Quindi vi invito per scoprire insieme questa disciplina meravigliosa e affascinante.
E intanto per chi ci segue ovviamente sui social e per chi ci segue anche sul 99 c'è appunto andiamo a vedere caro Fabio, insomma le grafiche relative ai corsi fitness del Cus Cagliari, per cui la sala pesi, la ginnastica dolce, COS, TAT, poi Fusion, Pilates, yoga e poi i corsi che si fanno appunto nel centro sportivo Monetario Giussaline, quindi Trifit Forma, Trifit Forma benessere. Le informazioni sono sul sito del Cus Cagliari, la pagina fitness. Questo è, diciamo, il mondo del fitness del Cus Cagliari, ma cambiamo sport. Questa è Casa Cus Cagliari Radiolina, io sono Andrea Matta e ora andiamo a raccontarvi quella che è un'altra storia di sport. Lo facciamo collegandoci con Oristano e con il nostro Francesco Sonis. Ciao Francesco! Ciao a tutti. Allora, caro Francesco, diciamolo subito, insomma, tu non sei qua perché domani hai un esame di informatica. Di che esame è? Sì, sistemi operativi. Ecco, una roba com'è? Facile, complesso, difficile? Quanto stai studiando? Abbastanza complesso. No? Abbastanza complesso, sì. ok. Allora, classe 2002, Francesco studia all'Università di Cagliari, informatica, ed è il nuovo campione italiano assoluto di scacchi, dopo aver vinto il titolo europeo giovanni nel Under 16 nel 18, numero 3 in Italia. Ha iniziato a giocare a scacchi quando aveva 9 anni, ha condiviso questa passione con il fratello gemello Luca e con i genitori. Insomma, Francesco, la vera domanda è: quante ore ti alleni? Allora, in realtà un paio d'ore al giorno, Mhm. più che altro gioco online, perché appunto, e poi faccio esercizi di tattica, diciamo. E questo mi permette di a vedere appunto praticamente subito una mossa nella posizione, appena vedo la posizione, trovo subito la mossa più o meno. Ecco, sappiamo intanto, infatti, che c'è un ampio movimento online del gioco degli scacchi. Hai detto insomma, che giochi parecchio, quindi quanto conta per te giocare online? La tua passione per l'informatica è nata anche grazie al gioco degli scacchi, possiamo dire così? Sì, allora che adesso soprattutto dopo il Covid, insomma, il gioco online ha avuto ovviamente un'enorme crescita. Ma io giocavo anche prima, giocavo tantissimo online, soprattutto da più piccolo perché appunto avevo più tempo, quindi magari giocavo gran parte della sera. Sì, sì, comunque vedo molte cose anche nell'informatica, negli scacchi. Per esempio il modo di ragionare oppure anche il calcolo che c'è dietro, comunque trovo molte affinità. Mentre andiamo a vedere alcune insomma immagini sui tuoi social relative anzi questa in realtà è l'intervista di YouTube della tua intervista appunto fatta dai social di Unica, in cui in realtà racconti tu il tuo campionato italiano. Ce lo racconti un po' come è andata, insomma, anche perché magari gli scacchi sono uno sport di nicchia. Qui al CUS insomma abbiamo tanti sport abbiamo gli sport diciamo più praticati, ma quelli che piano piano verranno praticati molto di più, mettiamolo in questo senso. Gli scacchi rientrano in realtà in questo tipo di sport. Ci racconti per i tuoi campionati italiani? Sì, allora il campionato italiano è un torneo chiuso a 12 giocatori e quindi sono 11 partite, ognuno gioca con gli altri, tutti gli altri. Quest'anno era tra l'altro l'anno più difficile probabilmente perché fino al prima dell'ultimo turno eravamo in 4 allo stesso punteggio e non giocavamo tra di noi, quindi potenzialmente si poteva avere uno spareggio tra 4 persone. Però appunto io sono riuscito a vincere e gli altri no, quindi ho vinto in solitaria alla fine. Ed è un ottimo traguardo, soprattutto per la Sardegna, perché nessun sardo aveva mai vinto un campionato italiano, e quindi sono molto felice di questo. Senti, com'è il movimento scacchi in Sardegna? Adesso sta crescendo notevolmente, infatti ci sono sempre più tornei. Organizzano tra l'altro un torneo più forte in Italia, diciamo, che è a Dorosei da fine aprile, e quindi sì, c'è un grande movimento adesso. Prima c'era un po' meno, probabilmente. Dicevamo prima insomma che ti piace giocare online, lo fai anche, ovviamente il Covid ha portato molti tornei appunto online. La differenza tra giocare online e in presenza, oltre ad avere il tuo avversario davanti, o meglio è forse avere il tuo avversario davanti e quindi anche ecco, vedere un po' quelle che possono essere le mosse che l'altro avversario fa, e poi il fatto di giocare molto online ti aiuta ad anticipare le mosse dell'avversario. Ok, allora la differenza principale è che online non vedi appunto quello che sta provando il tuo avversario, perché appunto invece dal vivo
in certo senso più semplice, perché capisci se il tuo avversario si sente bene in questa posizione oppure se pensa di aver vinto, così. Ok, preferisco ovviamente giocare dal vivo perché c'è più rapporto umano e appunto online, ok, non vedi il tuo avversario, è un pochino più brutto, Mhm. però comunque, ok, prevedere le mosse è più o meno lo stesso, Sia va online bene che lo in stesso, presenza sia riesci a online che in prevederle. presenza, sì, sì, sì. Allora, tu nel 2021 sei diventato Gran Maestro, che per gli scacchi è considerato il riconoscimento più alto che si possa attribuire ad un giocatore della federazione internazionale. Come sei diventato ad arrivare, come sei arrivato a diventare Gran Maestro e in quanto tempo? Ok, allora, è molto complicato in realtà perché allora, ogni scacchista ha un punteggio e quindi per arrivare al grande maestro devi arrivare sopra i 2500 punti. Mm. Che ottieni in E che poi modo, devi fare... scusami, Francesco, in che modo ottieni il punteggio? giocando tornei Mm. dal vivo, non Ok, online. Online non vale, diciamo. ok. Quindi giocando tornei, appunto, guadagni punti per arrivare... Ok, puoi anche perdere, ovviamente. Ehm, e poi devi fare 3 tornei molto forti in cui arrivi nelle prime posizioni, diciamo. Ok, un pochino... Si chiamano norme, è un Mhm. pochino complicato da spiegare, però questo va bene, come più o meno. Ed è molto difficile, ci ho impiegato... Ok, sono diventato maestro internazionale, che è il titolo inferiore, nel 2015, Mhm. no, nel 2017. Quindi ci ho impiegato 4 anni a fare il salto, perché ovviamente c'è molto distacco tra queste due categorie, e quindi ci vuole molto studio dietro. Senti, come ti senti ad essere numero 3 in Italia? Sei stato il secondo per qualche mese e poi insomma sei tornato numero 3. Parliamo comunque di uno sport che è molto praticato anche al di fuori dei nostri confini nazionali, no? Sì, 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 in Italia in realtà non siamo così forti, diciamo, rispetto ad altre nazioni come l'India, la Russia e altre. Però comunque sì, sono stato diverse volte, per diversi mesi anche in secondo, però ovviamente in futuro spero di migliorare sempre di più e poter puntare al primo posto. Eh, Però ok, si vedrà. Questo invece che stiamo vedendo, ovviamente per chi ci segue sui social, sul 99, è la Mitropa Cup, che per gli appassionati di calcio era la coppia tra le squadre che vincevano la Serie B. In realtà, insomma, non penso sia lo stesso, ecco, per gli scacchi. Era nel 2019, se non sbaglio. Mhm. Sì, sì, sì. Allora, in pratica questo è un torneo che più o meno segue a quello in passato è stato del calcio, ed è praticamente una competizione a squadre con la nazionale. Quindi io faccio parte della nazionale dal 2017 e appunto partecipo, ci sono 2 competizioni l'anno molto importanti, che una è questa Mitropa Cup e l'altra è il campionato europeo che si Mhm. alterna con le Olimpiadi. Cioè un Mm. anno c'è l'europeo e l'altro anno ci sono le Olimpiadi. Senti, quali sono i tuoi prossimi progetti? Stai ancora pensando a quella borsa di studio che insomma ti hanno offerto i meriti sportivi negli Stati Uniti? Sì, sì, infatti adesso cercherò di finire gli esami qui a Cagliari e poi magari sì, accettare questa proposta dell'Università della Webster a St. Louis. Senti, insomma, tu sei tra l'altro il numero 3 in Italia, abbiamo detto, sei il più forte in questo momento in Sardegna. Quanto insomma conta per te essere in questo momento uno dei migliori? E poi in un'intervista dicevi sono diventato forte perché giocando mi diverto. Confermi questa tua tesi? Sì, 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 proprio perché, ok, la cosa più importante per me è appunto giocare. Infatti gioco tutti, più o meno tutti, i tornei anche in Sardegna, perché mi diverte proprio giocare. Sento un pochino la pressione di essere appunto, ok, campione italiano adesso, però infatti adesso andrò a giocare il campionato europeo a marzo in Romania. Lì sarà veramente tosta, quindi spero di meritarmi il posto a un altro torneo molto importante. Noi ringraziamo Francesco Sonis, ricordiamo studente di informatica all'Università di Cagliari, ma soprattutto nuovo campione italiano assoluto di scacchi. Grazie Francesco, grazie mille. Grazie, grazie.
Andiamo a vedere un po' le nostre facce da CUS, caro Fabio, saremo velocissimi, 1 minuto e poi lasciamo insomma la linea alla programmazione di Radiolina. 3 titoli regionali ieri d'atletica leggera: Silvia Aru nei 60 metri ostacoli, Cristian Zucca nel salto in lungo e poi Elisa Marcello nei 60 piani. Chi ci segue sui social su 99 le vedrà nella foto insieme a Cinzia Pilas e Gaia Ligas. Per la scherma Giuseppe Sodi che ha vinto la seconda qualifica regionale assoluti. Nella gara maschile terzo posto a pari merito sia per Luca Diana che per Giulio Zedda. Nella gara femminile terza Anita Melis. Sabato pomeriggio poi a Nuoro il CUS è stato premiato come terza società di triathlon in Sardegna. Nella foto vediamo la consegna ai premi a Isabella Nieddu, campionessa regionale di aquathlon, e a Ettore Caboi che ha partecipato al trofeo CONI Winter 2025. Tra le giovanili i ragazzi dell'Under 20 di hockey superato che hanno vinto la partita per 7-0 contro HT Sardegna. E poi le ultime facce da CUS sono quelle dei nostri piccoli tennisti protagonisti del torneo al circolo dello Sporting Quartu per la FTP Junior Program, visto insomma l'era di Sinner, ecco, magari contagiato anche tantissimi bambini che stanno iniziando a fare tennis anche dopo le prodezze del nostro numero 1 al mondo. Ne approfitto per ricordarvi che queste foto del giovanile e le altre le troverete sui nostri canali social martedì, con la giornata dedicata ai più piccoli. Vi ricordo quelli che sono i nostri contatti: CUS Cagliari Official, sia sulla pagina Facebook che sul nostro account Instagram, e ovviamente il sito cuscagliari.it per avere tutte le informazioni aggiornate su quello che è l'attività del CUS Cagliari giorno dopo giorno. Grazie al nostro Fabio Leoni in regia. È tutto per questa puntata di Casa CUS Cagliari. Un saluto da parte di Andrea Matta. Casa CUS torna tra 7 giorni. Radiolina e il CUS Cagliari hanno presentato Casa CUS.